Al via dopodomani ad Agrigento, al centro balneare della Polizia di Stato di San Leone, l'edizione 2017 del Caffè Letterario sulla strada della legalità. Ad inaugurare la stagione sarà Fabio Fabiano con Foto dell'Anima. Enzo Alessi, coordinatore del Caffè Letterario. Siamo già arrivati alla quarta edizione. La quarta edizione. Ed è una cosa importante questa, perché significa che non è soltanto una manifestazione che ogni tanto fa incontrare degli scrittori, dei poeti, è diventato un fatto istituzionale della Questura di Agrigento, è diventato un fatto importante anche per la città di Agrigento. Vorrei a memoria ricordarmi di manifestazioni che addirittura hanno una continuità ogni anno nello stesso periodo. Ebbene, questo ormai avviene qui allo stabilimento di San Leone ed avviene per la volontà espressa con grande impegno dal questore di Agrigento Mario Finocchiaro, dal suo vicario il dottore Giuseppe Peritore, dal presidente dell'associazione Emanuela Loi Fabio Fabiano e dall'organizzatore Angelo Leone. Devo dire veramente che loro hanno dato e danno sempre il meglio di se stessi per un caffè letterario che metta assieme autori del nostro territorio e autori che vengono da altre parti d'Italia. È avvenuto, continua a avvenire anche quest'anno con l'inaugurazione che ci sarà il giorno 30 di questo mese alle ore 18:30 allo stabilimento qui a San Leone con Fabio Fabiano, poliziotto scrittore che è tra l'altro ormai uno dei personaggi più noti a livello letterario non solo locale ma anche regionale e nazionale. L'ultima sua opera, Foto dell'Anima, sta avendo un riscontro enorme di consensi positivi.